Allora, le finalità sono quelle di far crescere il settore giovanile del circolo tennis, e in particolare unendo il rendimento sul campo al rendimento a scuola. Quindi c'è tutto un parametro che ha studiato il nostro direttore tecnico, che è anche un professore di educazione fisica, e che porterà i ragazzi ad avere dei contributi personali ma anche di gruppo come squadra. Ecco, le chiedo che cosa può dare il tennis a questi ragazzi? Ma intanto delle regole, perché i ragazzi ultimamente sono un po' indisciplinati e si distraggono facilmente con tutti i vari device che hanno a disposizione. Quindi quando sono qua c'è sudore, c'è fatica e regole. Noi siamo arrivati ad Olo nel giugno del 2021, pieno lockdown. Abbiamo allargato la nostra area di competenza e quindi oggi siamo a iniziare quella che è la nostra attività di supporto alle iniziative importanti del territorio. Qui oggi è un'iniziativa di tipo sportivo, coinvolge un sacco di ragazzi che sono poi l'obiettivo principale anche delle nostre attività. Noi dobbiamo proporre e promuovere la cultura sociale, economica, ma anche quella sportiva, perché lo sport è cultura, educazione e socialità, ed è proprio quello che noi vogliamo sviluppare anche in questa zona con la nuova filiale di Dolo. I giovani imparano, diciamo così, un sacco di modi di vivere, si formano, hanno le prime basi del vivere assieme, di confrontarsi, di sforzare, di mettere in campo tutte le loro energie per primeggiare, perché anche questo è importante, e quindi hanno un confronto con coetanei e vedono anche categorie diciamo così, superiori nello sport, che si tradurranno naturalmente nelle future attività che svilupperanno il territorio in maniera efficace. Come assessore allo sport mi complimento con il tennis Dolo per questa collaborazione anche con la banca. È sempre importante avere queste iniziative e queste associazioni che si mettono sempre in gioco, soprattutto per i giovani e per i nostri ragazzi, che non hanno solo bisogno di regole ma hanno bisogno anche di socialità, di fare amicizia e oltre a un benessere ovviamente fisico, ma quello che interessa per noi appunto dell'amministrazione comunale è quello appunto della socialità tra ragazzi.